Siamo in un altro dei punti emozionanti della galleria del motorismo Mobilità Ingegno Veneto. È uno dei punti legati all'agonismo puro, un monoposto di Formula 3 in questo caso, che ha come particolarità quella di essere appartenuta a un team plurivittorioso, a un team inizialmente vicentino, per un certo periodo bassanese, adesso è ritornato nell'Interla Vicentino, che è nato nell'83 come Prema Racing e si è trasformato nel 94 come Prema Power Team, nome con cui corre ancora in importanti campionati europei e anche intercontinentali. Allora, questa è una Reynard del 90, quindi è un telaio inglese, un telaio in fibra di carbonio, motorizzata Alfa Romeo, preparata dalla Nova Motor, degli specialisti di questi motori. È una vettura che esprime 180 cavalli, che apparentemente possono non sembrare molti, ma vengono portati da 470 kg complessivi di vettura, quindi il rapporto peso-potenza è straordinario. È un'auto che ha formato molti campioni che poi sono anche approdati alla Formula 1, uno per tutti, che si è fatto proprio le ossa iniziando con la Prema e con questa vettura, è Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, il figlio dell'indimenticabile Gilles, approdò nell'89 nel team vicentino, sponsorizzato dalla Camel, e dopo un anno di apprendistato si mise subito in luce. Già nel 90 le sue prestazioni fecero, come dire, accendere uno spot da parte degli addetti ai lavori, perché vedevano che non c'era solo il cognome importante, ma c'era anche una predisposizione e un'attitudine ad imparare a correre con le monoposto e a correre nella bagarre delle gare a ruote scoperte. Io ho avuto la fortuna di seguire questa team fino agli inizi, negli anni 90, e di conoscere anche personalmente Jacques. Tanto è vero che nel 93, alla fine della carriera con la Formula 3, avevamo provato a mettere in piedi un programma per portarlo in Formula 3000, insieme al marchio Camel, che è stato lo sponsor fedele di quegli anni, e alla Diesel. Ricordo ancora un giovanissimo Jacques a gennaio, prima ancora che la stagione iniziasse, arrivato dalla sua Monte Carlo su una Camaro bianca, tutto di un fiato come faceva il padre, quindi assolutamente senza pensare ai limiti in autostrada, è sceso in pieno gennaio a Molvena davanti alla fabbrica in maniche corte di t-shirt. Lui era così, partito da Monte Carlo tiepido, si era trovato nel freddo Veneto. Un po' per le cifre, un po' perché forse l'azienda di Molvena non credeva più tanto nell'investimento nel motorismo, non se ne fece nulla. Jacques allora andò in Giappone e dopo approdò alla Formula 1. Formula 1 che nel 1997 lo vide campione del mondo. Quindi la grande soddisfazione di un team vicentino di aver portato un ragazzo dalla BC fino al tetto del mondo nella sua specialità. Prima di diventare campione del mondo, in una pausa, in un periodo importante americano, si aggiudicò anche il titolo IndyCar, che è la Formula 1 d'America, diciamo non così estrema come la Formula 1, ma comunque gare di grande fascino, una per tutte l'Indianapolis, la gara di Indianapolis, la mitica gara di Indianapolis che Jacques si aggiudicò.